Soddisfazione per questa vittoria che vi fa passare questo turno del trofeo d'eccellenza. Sì, abbiamo deciso per fare una partita, per dare un po' di insomma, tempo di gioco a chi aveva giocato meno e lasciare a riposo qualche giocatore che aveva un minutaggio alto con tutti i problemi annessi e connessi, e invece la risposta in campo è stata veramente straordinaria da parte dei ragazzi, soprattutto da parte dei giovani. Non mi aspettavo sicuramente mi aspettavo una buona partita, ma non sicuramente un livello così alto. E questa è un'ottima base per noi per poter lavorare. Ovviamente bisognerà rimettere tutto quanto nel giusto contesto, perché non si tratta di eccellenza, si tratta di Coppa Italia e bisogna ovviamente capire qual è il livello di intensità che hanno messo anche Sandonà. Però al di là di questo l'attitudine dei ragazzi nostri è stata formidabile e adesso abbiamo noi il problema di dover comporre una squadra con molti giocatori che hanno fatto un'ottima partita, quindi sarà complicato. Immagino che ogni allenatore si auguri di avere questo problema qui che avremo io e Chino, però è diciamo, una base per lavorare per le prossime partite veramente, veramente interessante. Sperandio, oggi com'è andata per te, insomma, in questa partita in cui ti è stato dato dello spazio per poter metterti in luce? Secondo me è andata molto bene, era da tanto che aspettavo questa opportunità e l'ho colta spero al meglio, anche secondo le parole del coach è andata bene come debutto. Sì, c'erano tanti come me che oggi debuttavano, giovani, e c'era molta voglia di far bene e far vedere agli allenatori che anche su di noi possono puntare per il campionato e quindi data questa voglia la partita penso sia nei primi minuti si è visto che potevamo vincerla con un buon risultato. Che definizione diamo di questo gruppo? Ma penso che è un bel gruppo perché siamo tanti giovani, c'è anche tanta esperienza, però sono molti, diciamo, anziani che hanno molta esperienza e un bel gruppo, ci danno molto sostegno anche in allenamento e cresciamo bene. Pier Bruno, allora una possibilità di metterti in evidenza anche per te in questa partita. È stata una bella possibilità sia per me che per i miei compagni di dimostrare che possiamo esserci anche noi in campo e di poter dare una mano comunque alla squadra. Per te come sono andate le cose in particolare? Penso bene, a parte un errore in difensivo, che non ho preso una palla al volo, però nel resto penso sia andata bene in attacco. La tua carriera sino ad ora com'è stata? Un po', ho giocato a Genova, alle province dell'Ovest, un piccolo club ligure, poi sono andato al CUS Genova, che è una squadra in Serie A, poi ho fatto il percorso accademico e ora sono venuto qua a Mogliano, che ho avuto questa bella possibilità di crescere, con una squadra importante. Spero di avere altre possibilità per dimostrare e niente, quando si ricapita proverò. Vuoi farti trovare pronta?